Va ora in onda L'Avvocato risponde. Eccomi, buonasera signori ascoltatori e radioascoltatori dall'Avvocato risponde in diretta. Massimo Leonardi vi parla dallo studio di Milano. Qui sono da solo oggi, quindi l'invito di tutti, che faccio a tutti, è seguitemi, che mi fa piacere, e soprattutto vi vorrei coinvolgere in questa, posso dire, l'ultima puntata della stagione, diciamo, perché poi ci congediamo per un mesetto per poi ritornare. Dovremmo ritornare, il condizionale è sempre d'obbligo perché, come ben sapete, insomma, mai dire mai, però dovremmo esserci ancora per il prossimo anno, diciamo, sempre questo anno, ma la prossima stagione radio, diciamo così, televisiva a questo punto. Vi do il numero per chiamarmi in diretta: 029294 7222. Saluto Natalia dalla regia, saluto sempre mia mamma che mi sta seguendo, saluto l'avvocato Colorati che è a casa, in ufficio, che aveva impegni e non è potuto essere con noi, e saluto tutti quelli che hanno partecipato quest'anno alle varie puntate, perché non so quante ne abbiamo fatte, ma diciamo che insomma siamo stati con voi sempre, tutto l'anno, e questo anno è volato. Quindi vai, chiamatemi, perché questa puntata mi dovete fare compagnia, perché parlare un'ora da soli, anche se l'avvocato di solito in generale è capace di tenere, diciamo così, banco, no? Però insomma un coinvolgimento anche da parte vostra non fa altro che essere gradito. Quindi contattatemi, ripeto, sia a questo punto telefonatemi, perché in questa puntata io mi sono fatto anche una scaletta, perché vorrei affrontare una serie di problemi, o comunque una serie di argomenti che abbiamo anche toccato quest'anno, ma non solo, perché vorrei anche parlare di questo continuo aumento del carburante, no? Che sta incrementando sempre di più, arrivato a un, diciamo così, a un numero che fa spavento, perché si toccano i 2,03 euro di autostrada, 2,4 euro, è diventato insostenibile. Allora, sapete, qualche cliente, anche perché a me piace a volte parlare anche con gli imprenditori, no? Che assisto, e mi ha detto: avvocato, ma non è mica semplice trovare le risorse. Ma io una risorsa ce l'avrei subito su come trovare questi soldi. Pensate che non me ne vogliono gli abitanti di Livigno, dove tra l'altro io vado frequentemente in vacanza ad allenarmi, e trovo che sia un posto meraviglioso. Ma pensate che a Livigno c'è, essendo un porto franco, c'è ancora una legge del 1800 che impone allo Stato di non applicare l'IVA e le accise sul carburante. Pensate che là il carburante costa ancora 1000, adesso è arrivato, domani tra l'altro andrò là, 1400, 1,04 euro. Quindi pensate che sono oltre, diciamo così, la differenza tra, insomma, 60 centesimi costituita dall'IVA e dalle accise. Allora, come fare a recuperare le risorse? Innanzitutto io ripristinerei il sistema normale, perché adesso, con tutto rispetto per Livigno, ma ormai quella legge è retrograda, a Livigno non c'è più bisogno che rimanga un porto franco, cioè è una città a tutti gli effetti che vive di un'economia, diciamo così, a tutti gli effetti normale. Quindi non capisco questa agevolazione, che secondo me è assolutamente sbagliata e sarebbe da attingere chissà quanti milioni di euro anche lì. Quindi credo che il carburante sia un bene primario, perché non è come, non so, un'altra cosa che dice: vabbè, uno non lo fa, la vacanza non è un bene primario, cioè uno, se non hai soldi non va in vacanza, non è che poi alcuni leggo che si indebitano per andare in vacanza, però insomma, io sconsiglio di indebitarsi per andare in vacanza. Se non ci sono i soldini, si lavora, si fa un altro lavoro, e poi praticamente tra virgolette, a questo punto si va in vacanza, no? Quindi questo è un po' il tema che io dico. Dovete a questo punto, insomma, scusate, non è un bene primario, no, la vacanza. Invece il carburante sì, la gente si deve spostare per andare a lavorare, cioè non è più possibile sostenere dei 100 e passa euro di pieno con una macchina utilitaria. Un conto uno che ha il macchinone, va bene, lo mette in conto, ma insomma, tra virgolette, questa differenza, no? Anche pensate anche a Livigno, a distanza di qualche chilometro c'è un regime normale, a distanza di 3 chilometri dopo c'è
questo porto franco, che secondo me è completamente ingiusto. Io non capisco come la gente non ne parli di questa cosa. Lo trovo veramente incredibile. Cioè, a distanza di quasi 100 anni dalla sua applicazione, cioè siamo ancora qui a parlare di un'agevolazione fiscale di questo tema. E poi i prezzi non sono neanche così bassi, perché poi alla fine ovviamente anche l'IVA al 10% per esempio sui ristoranti, i bar, posso assicurare che costano quasi come qui ormai, quindi è diventato spiacevole questo aspetto. E non me ne vogliono gli abitanti di Livigno, perché, ripeto, è un posto meraviglioso che a me piace tantissimo, però secondo me, cioè, nel senso, è completamente, tra virgolette, non più sostenibile questa cosa, ok? Vabbè, detto questo, detto questa parentesi di cui vi ho voluto parlare, voglio passare al secondo argomento, no? Mi sono fatto qua questa scaletta, e alle cartelle esattoriali. Vi dico un pochettino come comportarsi, no? Sulle cartelle esattoriali e come fare per riuscire a, tra virgolette, cioè vi do questo prontuario, no? Affinché voi possiate a questo punto gestirvi dovessero arrivare delle cartelle esattoriali. Allora, innanzitutto, ovviamente la cartella esattoriale vi deve essere stata notificata a mezzo raccomandata, OPEC. Questa è la prima cosa che è importante fissare. Cioè, una raccomandata viene, cioè una cartella esattoriale, un avviso di accertamento, una qualsiasi contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate viene inviata appunto a mezzo raccomandata o a mezzo PEC, ok? Quindi però diciamo, la frase che io sento più spesso, no, quando vengono da me i clienti è: avvocato, cosa devo fare quando mi arriva la cartella? La pago subito? No, io dico che non bisogna assolutamente pagarla subito. Perché questo? Perché bisogna verificarla prima. Cioè, in cosa consistono le verifiche di una cartella esattoriale? Innanzitutto consistono nel verificare i dati che sono presenti sulla stessa. Quindi, per esempio, a partire dalla notifica e dalla possibilità che la notifica sia stata rituale o non rituale. Questa è la prima cosa che dovete guardare, no? Quindi evidentemente non è una cosa scontata, perché spesso ci sono le prescrizioni, no, che intervengono, quindi ci sono tra virgolette, dei problemi riguardanti la prescrizione delle cartelle stesse e quindi dovete assolutamente analizzarle con dovizia di particolari, farvi mandare, inviare all'avvocato, al consulente, la ricevuta con la quale l'avete inviata, è stata mandata, verificare tutti questi aspetti preliminari. La seconda è la motivazione, ok? Dopo questi aspetti preliminari, la motivazione dell'atto. Occorrerà vedere che l'atto è motivato. Ok? Non è sufficiente che ci sia una contestazione, è necessario che ci sia, oltre alla contestazione, una motivazione dell'atto, ok? Ovvero l'atto deve essere motivato, deve essere spiegato come mai vi contestano questo comportamento errato a questo punto. Ovviamente andranno verificati anche gli importi, verificare che i conteggi siano corretti, gli errori materiali, eventualmente pagamenti già effettuati che possono essere stati fatti. Ovviamente è sempre diciamo così, importante tenere tra virgolette, traccia di tutti i pagamenti che avete fatto, perché a distanza di anni, poi magari qualcuno, anche l'Agenzia delle Entrate, potrebbe non averlo contabilizzato correttamente, capite? Quindi tutti questi passaggi sono importantissimi. Quindi l'Agenzia delle Entrate, per così dire, non ha sempre ragione, perché a volte sento dire, no, l'Agenzia non ha sempre ragione. Può essere che ci siano stati degli errori e quindi l'errore deve essere oggetto di analisi puntuale da parte del vostro consulente. Per esempio, sui pensionati, sulle cartelle duplicate, sui contributi INPS, errori di calcolo. Nel corso della mia carriera professionale ho visto di tutto su questo, no? Quindi, cioè, ripeto, può essere stato fatto una duplicazione di importi, un errore di conteggio, quindi mai pagare subito, prendere tempo, grazie a Dio, una cosa che c'è sempre sono i famosi 60 giorni di tempo per pagare, perché ormai questo aspetto dei 60 giorni è conclamato e c'è sempre, cioè, quindi avete tutto il tempo per farlo analizzare, ok? Quindi adesso per esempio
delle cartelle che sto vedendo spessissimo emettere dall'INPS sono riguardanti delle somme che chiedono indietro. Per esempio, chiedono a un pensionato che ha già ricevuto determinati importi, okay, a titolo di pensione, di sussidio, di assegno di invalidità, la restituzione di quanto gli è stato dato. Cioè, dal mio punto di vista e dal nostro punto di vista dello studio è illegittimo, perché tu non puoi dare a una persona tot, lo Stato, dare e assegnargli un importo, e poi a distanza di anni, 5, 6, addirittura insomma, 4 anni, chiedere indietro tutto quanto gli è stato dato. Si presuppone che la verifica sia preliminare, ok? La verifica è preliminare che deve essere fatta dall'INPS. Non è che tu dai l'importo e poi ti rendi conto che hai sbagliato e mi chiedi indietro i soldi. Questo è un comportamento completamente censurabile, perché la gente ha incassato la somma in buona fede, ha fatto una domanda, gli è stata assegnata, ok? E quindi, essendogli stata assegnata, automaticamente si dà conto del fatto che loro hanno l'importo correttamente accreditato. Quindi, se vi arriva una serie di richieste di questo tipo, contattateci o contattate un legale, perché c'è qualcosa che non va. Dovete analizzarla con grande attenzione, perché c'è qualcosa che non funziona, ok? Ci deve essere un controllo preventivo, cosa che fa invece l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate spesso, prima di dare i soldi, verifica che ci siano i presupposti. Classico rimborso IVA, no? Rimborso IVA, non è che l'Agenzia delle Entrate ti dà l'IVA e poi a distanza di anni, cioè, può chiedere dei controlli, però è molto meno frequente che ci sia questo comportamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Invece, dalla parte dell'INPS è frequentissimo, ok? Dalla parte dell'INPS è frequentissimo che una volta, diciamo così, ricevuto l'importo, assegno, importo, tutto quanto, ritornano indietro a chiederti i soldi. Io quando mi arrivano con questa vicenda, io divento matto, perché dico non è giusto che anche un pensionato che abbia 78, 80 anni, ma anche meno, debba avere una pressione del genere da avere una richiesta di restituzione di un importo che gli è stato già dato, ok? Quindi attenzione, 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 ok? Ridò ancora il numero di telefono, vorrei tanto che mi chiamaste 02 9294 7222, chiamate in diretta, so che siete al mare, dove siete? In montagna? Io Milano, grazie a Dio, non la vedo così svuotata, un po' di gente c'è ancora, anche perché, ripeto, io quando mi sento dire avvocato, vado in vacanza e sto via un mese, ma io beato te, cioè nel senso, io sto via, tutti vanno via, tutti hanno il diritto di avere le ferie, però mi viene in mente una famosa frase di uno dei miei grandi, posso dire, idoli o comunque punti di riferimento, che era il compianto Sergio Marchionne, che ci ha lasciato ben 7 anni fa, e lui disse quando entrava nella prima volta alla Fiat, allora, che era andato a Maranello, scusate, a Lingotto, alla sede della Fiat a Torino, ad agosto e non c'era nessuno. E loro perdevano giustamente 5 miliardi, 5 milioni di euro. E quindi automaticamente lui diceva, ma mi hanno detto che sono in ferie, ma in ferie la linea, vediamo, ecco, scusate, c'è un errore di connessione, ha ripreso la linea. C'è il wifi che ha fatto un pochettino, ecco, adesso ho cambiato il wifi perché era andata via probabilmente un attimo la connessione, ho cambiato l'altra linea. Adesso vedo che c'è un 5 tacche. Ecco, scusate con questo piccolo, riprendo il concetto di prima che se non l'avete sentito. Il compianto Sergio Marchioni quando entrò per la prima volta alla Fiat ad agosto disse, aveva chiesto dove era la gente, no? Non c'era nessuno, non c'erano impiegati, non c'era nessuno, e allora disse, ma dov'è la gente? Dottore, sono in ferie. E lui dice, ma in ferie da cosa? Cioè, loro perdevano 5 milioni di euro al giorno e lui diceva, ma non c'è bisogno di andare in ferie, c'è bisogno di lavorare, di tirarsi sulle maniche, imbarciare il computer e tutto quanto e mettersi a lavorare. Un po' posso dire qui quello che sta succedendo da noi, cioè io
sento delle situazioni che mi lasciano perplesso, perché sento della gente che si sta indebitando per andare in vacanza, sta chiedendo prestiti, cioè credo che non sia, mi permetto di dire, una strategia giusta. Come ho detto, se uno non ha i risparmi per andare, sebbene tutti abbiano il diritto, ci mancherebbe, però andarsi a indebitare per fare una vacanza non è una strategia che io consiglio come commercialista e anche come avvocato, cioè nel senso che io sono abituato a fare le cose in base alle finanze che ho e anche i miei clienti suggerisco quello, che hanno aziende, cioè non è che ti metti a fare un investimento, cioè lo fai anche chiedendo soldi alle banche, però devi avere un cash flow, si dice così, che sia propenso a supportarlo e soprattutto devi indebitarti per qualcosa di primario. Un'azienda si indebita per fare investimenti, non per andare far mandare in vacanza i propri dipendenti o per andare a fare in vacanza l'amministratore. L'azienda si indebita per fare degli investimenti, per comprare dei cespiti, per comprare delle attrezzature, non certo per, tra virgolette, cioè concedere vacanze ai dipendenti. Cioè, in generale, insomma, bisogna ritornare, secondo me, a un senso di responsabilità rispetto a adesso molto più importante. Insomma, bisogna lavorare anche ad agosto, cioè io capisco che ci sono le ferie, ma deve esserci tutto un movimento tale che fa sì che ad agosto non bisogna chiudere tutto, perché è come se tu hai una macchina e spegni il motore per un mese, poi a riaccenderlo non è così veloce, non è così immediato che la macchina funzioni così bene come prima. La stessa cosa è un paese, un'economia, cioè non si può chiudere per 20-30 giorni un negozio, una struttura, soprattutto se ha uno una struttura, una ricettività. Io, per esempio, professionalmente, sebbene uno va via, ho la possibilità di lavorare anche da remoto e io sono sempre raggiungibile. Ho tantissime pratiche, tantissime persone che mi chiameranno e io sono ben contento di lavorare anche in quel periodo. C'è bisogno, invece chi fa un lavoro in presenza è chiaro che questo non può farlo, però è altrettanto vero che, tra virgolette, potete alternarvi, no? Chi ha un'attività, cioè non è che deve per forza esserci lui, manda i sostituti, si affida ai collaboratori, ma non puoi chiudere tutto e gettare la chiave e ci vediamo fra un mese. Credo che sia, soprattutto a Milano, io quando sento quello mi viene la pelle d'oca, perché siamo in una grande città e credo che, ripeto, i servizi primari, bar, ristoranti, non è possibile chiudere tutto. Questa è la mia idea proprio di cui vado avanti a parlarne di questo da una vita, però ci credo molto in questa cosa. 029294 7222, chiamatemi per sapere se avete così qualche idea sulle vacanze o qualche idea sulle, tra virgolette, anche su quello che vi ho detto sull'Inps. Volevo parlarvi, farvi ancora un cenno in questi ultimi 10 minuti prima della pausa, 8 minuti, 9 minuti, su tantissime truffe che sto sentendo adesso, perché a parte che mi sono arrivate anche a me, non so anche a voi, dei messaggini molto fastidiosi da parte di chi? Da parte di questi che ti chiedono i soldi, SMS che ti chiedono, abbiamo fatto una verifica e poi ti dicono di schiacciare, che poverino magari è un anziano, ecco, sondaggi, questi qua no, addirittura sondaggi che tu schiacci, sto prendendo uno, gentile cliente, ti chiediamo di, ti mandano un link, dopo tu lo schiacci, ti dirottano su qualche sito e ti rubano i soldi o ti chiedono i soldi. Oppure la polizia, finte messaggi della polizia che ti dicono abbiamo visto un traffico sospetto sul tuo sito, quindi te lo blocchiamo se non schiacci lì. Pensate ai finti avvocati, finti professionisti, finti investitori, di tutto e di più c'è, signori, attenzione perché dovete prestare la massima attenzione perché c'è un rischio che è enorme, quindi addirittura anche sui social network, persone che si fingono. Io avevo assistito, pensate, una persona che tra l'altro mi seguiva sui social, mi ha intercettato lì, che pensate è stata truffata con una falsità, con una persona che si è mascherata con un'altra, addirittura un personaggio famoso, cioè gli ha fatto credere che era un personaggio famoso e le scriveva e lei si era infatuata di questa persona che ovviamente era un finto, no? E questa persona, senza fare nomi, era stata tra virgolette, oggetto di una sorta di infatuazione, no? Perché la persona era famosa
E lei mi aveva raccontato: avvocato, io quando mi scriveva avevo un'emozione tale, pensavo che fosse vero, poi mi diceva che era di là, e intanto le chiedeva i soldi, le aveva proposto di mandarle un report fotografico di tutte le sue attività, e lei ha pagato, cioè era diventata un bancomat, e lei, poverina, ovviamente credendoci, si era andata a indebitare e aveva fatto addirittura dei versamenti su questi conti correnti, ovviamente anche PayPal, conti finti, e poi ovviamente i soldi non li tornano più indietro, perché anche se vai alla polizia postale, figuratevi, cioè quei conti lì li fanno spazzolare via in 3 secondi e mezzo, no? Quindi l'esperienza che io posso di dirvi è: usate, ma ci sono caduto anche io delle volte, no? Comunque dai soldi, però mi ricordo che a me avevano chiamato i carabinieri, finti carabinieri, cercandomi di vendere il calendario dei carabinieri, no? Ecco, è la tipica, no? Siamo alla stazione di Moè, e tu all'inizio, cioè, un po', magari sei un po' distratto in quel giorno, voglio dire, è chiaro che uno può cadere in un momento di debolezza, magari, quindi sono dei mascalzoni, questa gente è dei mascalzoni, perché truffare la gente così secondo me è qualcosa di vile, poi soprattutto gli anziani è terribile, però è molto frequente, quindi io vi posso garantire che ho sentito tantissimi racconti di questo tipo, no? Quindi mai fidarsi, mai vergognarsi, soprattutto se qualcuno sono oggetto di una truffa, denunciate, non preoccupatevi dei giudizi, tutti possono sbagliare, ma fatelo con velocità, non lasciate passare tempo. Se avete un minimo dubbio, ricordatevi, la prima intuizione che avete è sempre quella giusta. Se avete intuizione che quella è una truffa, probabilmente la è, se no non ci avreste neanche pensato. Bene, se avete questa intuizione, allora approfonditela. Non sto dicendo subito di dir di no, approfonditela. Chiamate qualcuno, sentite un avvocato, sentite un consulente, chiedete aiuto per capire se questa intuizione è giusta o no. Non fate le cose per dire: ma no, no. Se l'avete l'intuizione, vuol dire che qualcosa c'è che non va. Ok? Quindi non abbiate paura di chiedere anche informazioni su una cartella esattoriale, su un avviso di addebito, non pagate subito, perché poi una volta che pagate i soldi non ritornano più, non ritornano più, dovete prestare la massima attenzione perché non ritornano più, ok? Quindi il consiglio che vi do è proprio questo: prestate la massima attenzione perché, ripeto, queste truffe sono dietro l'angolo. Quindi, ripeto, vi voglio anche parlare, cos'è che mi ero anche appuntato un altro piccolo flash sull'INPS e sulle altre cose che stiamo vedendo adesso nell'INPS. Oltre, cioè i 3 cavalli di battaglia dell'INPS in questo momento sono: allora, avviso di addebito per la gestione contributi, quindi qualcuno non ha pagato la gestione commercianti e ti mandano l'avviso di addebito, e tu devi dimostrare che non hai requisiti per esempio per essere iscritto alla cassa commercianti. Questo è il primo. Colpisce gli amministratori di SRL che sono anche soci delle SRL. Prima categoria, quindi sono i contributi da versare se uno ha un'attività imprenditoriale. La seconda categoria di avvisi di addebito che vediamo è la restituzione degli importi per il cumulo, ovvero tu hai percepito un assegno di validità, un reddito di cittadinanza, qualcosa che doveva essere rispettato secondo la Lotte, doveva rispettare un canone di un importo totale, cioè ovvero di reddito, ovvero se uno percepisce fino a 14.000 euro può incassare questo assegno. Superato questo reddito, l'agenzia, l'INPS dice: hai usufruito e me lo devi restituire perché hai superato il tetto massimo. Anche qui però vale il discorso di prima, cioè non è che l'INPS a distanza di 3-4 anni può chiederti questa cosa, al massimo te lo chiede subito, cioè dopo un mese, cioè voglio dire, siamo nel 2026, saranno in grado con i sistemi informatici di controllare subito questa cosa. Quindi la contestazione deve essere immediata. Una contestazione tardiva può essere opponibile, come vi ho detto prima, da parte del cittadino e del contribuente. Quindi in questo caso un buon legale si può scrivere e contestare, tra virgolette, tutto questo adempimento non corretto, ok? E questa è la seconda macro classe. Poi c'è un'altra, diciamo così, macro classe di INPS che riguarda gli assegni di invalidità, che un po', diciamo così, un po' simile alla seconda, però la categorizzo in modo diverso, che è questa più cattiva che c'è secondo me, perché va a contestare, o meglio,
non assegna anche delle percentuali di invalidità a chi ne ha diritto. Quindi chi ha diritto a un'azione di invalidità perché è conclamato con una patologia, magari va a fare la visita davanti alla commissione medica e salta fuori che non gli danno l'assegno. Non so come mai, ma non glielo danno, anche se ha requisiti. Quindi bisognerebbe poi fare un ricorso, noi ne abbiamo fatti parecchi. Oppure la seconda cosa, dicono, tu ti sei intascato un assegno di invalidità e poi invece avevi altri redditi. Magari avevi redditi immobiliari, non me li hai dichiarati, nonostante il contribuente abbia tra virgolette, adempiuto correttamente con la dichiarazione dei redditi. Anche in questo caso 2 minuti di pausa. Scusa, Natalia mi ha scritto ancora un minuto, Natalia, magari poi passiamo, mi dici tu quando devo andare in pausa. Dicevo, quindi anche in questo caso attenzione perché voglio dire, magari la gente impaurita paga subito e poi automaticamente i soldi non li restituisci più perché è una ammissione del debito, come sapete, no? È come se un debitore paga e poi dice, io sapevo che non dovevo darti, non è, funziona così. Purtroppo poi loro si attaccano a quello, tra virgolette, e non vedete più i vostri soldi, ecco, capite? Quindi attenzione, attenzione, attenzione. Quindi questa qui è un po' la sintesi della prima parte degli argomenti di oggi. Poi nella seconda parte vediamo di riuscire a parlare di altro. Io mi sono fatto una scaletta, la proseguirò, ma vorrei che qualcuno mi chiamasse. Quindi dopo la pausa, ragazzi, bevete, mangiate, nutritevi e chiamatemi perché adesso andiamo in pausa, break. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a te la linea, Massimo. Ecco Natalia, grazie mille della linea che ho ripreso. Intanto stavo controllando un po' gli argomenti che possono essere interessanti in questa ultima parte della puntata e della stagione. Attenzione, quindi qua siamo un po' agli sgoccioli. Vi ridò ancora il numero 0291947222 e vi voglio parlare di una cosa interessante perché sto sentendo anche tante altre persone che oltre a me, che ho aperto una società all'estero, ne avevo già parlato, sono interessate comunque. Questo un po' dispiace perché chiaramente pensare di aprire una società all'estero nell'immaginario magari può essere un peccato, no? Però invece non è un peccato, è un'opportunità secondo me, perché focalizzarsi, se qualcuno ha un business, solo su un business in Italia è sbagliato secondo me, perché comunque un piano alternativo, una pianificazione fiscale anche all'estero ne vale la pena, qualunque attività voi abbiate, perché io vi posso assicurare che
in Florida, dove ho la società, tantissime aziende, tantissime, veramente medio grandi, grandi quasi tutte hanno una base lì. Ovviamente grandi, sto parlando di centinaia di migliaia di milioni di fatturato, non di certo di 1 milione o 2 di fatturato, però anche quelle medio piccole adesso si stanno guardando attorno, perché comunque dal punto di vista fiscale è qualcosa di enorme, i vantaggi che ci sono là. Ovviamente, questo non sto dicendo di fare in 2 minuti il cambio di sede e tutto, questo mai, perché ci vuole una pianificazione fiscale con grande attenzione, perché comunque alla fine i rischi ci sono, però valutare un professionista, l'apertura di una sede, di una branch, di una società, di una LLC, perché le società in America si chiamano LLC, e quindi secondo me è molto molto utile, potrebbe essere, no? Perché comunque c'è meno burocrazia, come ho spiegato. Pensate che negli Stati Uniti si può aprire una LLC stando anche qua dall'Italia, e io questo l'ho fatto direttamente da qua, quindi ho già fatto anche altre aperture per le persone che ho assistito direttamente dall'Italia, seduti comodamente sul vostro sofà, ovviamente tramite un consulente. Pensate che non c'è il notaio, quindi la LLC la si può aprire tranquillamente con un agente fiscale là che costa qualche centinaia di euro all'anno, si fa lo statuto che viene automaticamente emesso dall'autorità fiscale, avete il codice fiscale, potete fare subito business. Ovviamente stando attenti al fatto che chiaramente non avete visto per andare là, però potete andare in America tutte le volte che volete per fare, ovviamente con l'ESTA, con il permesso ESTA, fare appuntamenti, come sto facendo io adesso, mantenendo la residenza in Italia. Comunque puoi andare per fare appuntamenti di lavoro e poi ritornare a casa. Poi un domani, questo se è una persona fisica, se è una società, anche se è una società, nel senso non c'è bisogno di spostare la sede lì, apri una branch, cominci a sviluppare del business lì, a parte che soprattutto nell'area della Florida, dove sono io, c'è una moltitudine di italiani, e quindi un business molto molto ampio da portare avanti, cioè anche non avete neanche troppi problemi con la lingua. Questo è un altro aspetto molto rilevante, perché ripeto, la lingua per qualcuno può essere un pochettino ostica, no? Dici prima di andare tra virgolette, a trasferirmi, ho paura, no, invece là, pensate che Florida è una delle lingue più parlate è lo spagnolo, perché chiaramente ci sono moltissimi ispanici, quindi i vantaggi ci sono più di vantaggi che di svantaggi, ci sono delle cautele da utilizzare. Altra cosa, scusate, è il conto corrente. Comunque diversificare anche a livello finanziario su una banca americana è comunque secondo me positivo, perché avere solo una banca italiana credo che sia inopportuno per una serie di motivi, anche per un rischio legato alla liquidità, secondo me, e soprattutto perché pensate un vantaggio enorme del conto americano che vi dà il cashback, si chiama, ovvero vi restituisce gli importi che spendete fino al 3% su tutte le spese che fate sul conto corrente, ma non solo con la carta di credito, con tutte le spese, ma direi anche aziendali. Cioè questo è incredibile, cioè nessuna banca, penso al mondo, in Italia non parliamo neanche, in Italia spendi soldi per avere un conto se è un'azienda, per le operazioni. Qui addirittura la banca ti restituisce i soldi che hai speso con la carta di credito aziendale. Quindi pensate gli investimenti che potreste fare, le attrezzature, avrete indietro dall'1 al 3%, poi dipende dalla banca. Io ho una banca colosso che mi dà l'1% di quello che spendo. Immediatamente, il giorno dopo, tu prendi 10.000 euro di roba e l'1% ti restituisci indietro, buttali via. Cioè, con un conto aziendale, che è utopia. In Italia non succede mai, solamente certe carte di credito, senza fare nomi di una in particolare, dove c'è il cashback, ma come persona fisica, non come persona aziendale, non come ditta aziendale. Quindi cioè, è incredibile questo aspetto, è incredibile, è una cosa di clamoroso, perché lo dico sempre, poi chiaramente uno se ha il conto corrente là va dichiarato in Italia se è a residenza, nel quadro RW, insomma, l'importo sono 30 euro, c'è una giacenza bassa, quindi niente, è irrisorio. Ma intanto diversifichi un po' la tua finanza e hai un conto corrente anche là. Qualsiasi cosa può capitare, puoi prendere il numero di telefono, anche io ho un numero di telefono americano, insomma, sviluppi una serie di business, poi puoi andare là,
si può iscrivere alla Camera di Commercio americana, con la mia società sono iscritto, a quel punto incominci a fare business, incominci a relazionarti con le persone. Quindi, ripeto, tenetelo in considerazione, anche se avete un'attività di servizi. Anche un altro vantaggio incredibile che sviluppa credibilmente l'economia sono l'assenza dell'IVA sulle cessioni di servizi, quindi le prestazioni di un avvocato, le prestazioni di un consulenza sono senza l'IVA, quindi il consumatore finale si trova a un prezzo molto più basso. Noi abbiamo l'IVA e se io viene da me una persona fisica, io devo fare la fattura con l'IVA e poi lui non la scarica. Cioè, è una follia che un governo non riesca, e uno Stato da 20 anni non riesca a modificare questa norma, che è una norma folle, perché la persona fisica si trova incisa dell'IVA, la deve pagare e non la ritiene indietro. Se ha una società, la porta a credito, ma una persona fisica non la spende, no? Ma pensate se togliessero questa, che lancio avrebbe le consulenze, le prestazioni. Sulle cessioni di beni posso essere d'accordo, ma sulle prestazioni di servizi, togliere l'IVA, cioè credo che sia, magari non su tutte, ma su gran parte va tolta l'IVA, perché la persona fisica si trova a dover essere incisa di un 22%, tantissimo. È per questo che l'economia è ferma, ma queste idee io non le sento da nessuno. Queste idee che io sto dicendo non le sento da nessuno, e questo mi dispiace, perché cioè, sono principi macroeconomici. Se tu dai una pressione fiscale più bassa, il consumatore spende di più. Se tu tagli l'IVA, aumentano i consumi. Ma volete capire questa cosa o no? Sappiatemi dire se siete d'accordo, vi prego, qualcuno mi chiami e mi dica se sono d'accordo con quello che dico, perché io sto parlando in vano, perché dico sempre queste cose anche con persone abbastanza importanti che conosco, ma insomma, vogliamo un attimino risollevare le sorti economiche di questo paese. Come fare? Dare più potere d'acquisto ai cittadini. Se tu un cittadino lo tartassi di tasse, tutti adempimenti, non gli rimane in tasca niente, non spende niente, si chiude in se stesso e non investe nulla neanche, capite? Quindi è importantissimo anche una diversificazione anche per queste ragioni, ok? Questo non vuol dire fare delle cose repentine, lasciare, cambiare sede, no. Però vuol dire pian piano sviluppare delle basi per poter sviluppare altre cose, altre attività. Poi vorrei parlare, se non arrivano anche altre domande, ma io sarei contento di riceverle, perché mi piacerebbe un attimo sapere se qualcuno è connesso oppure no, perché dove siete? Da dormire? Siete, non so, a che punto siete? Raccontatemi di voi. Io sono qua in ufficio a lavorare, nel mio ufficio, quindi, ripeto, è chiaro che vorrei capire come state gestendo le vostre giornate. Nell'ultimissima parte vi voglio dire, mi sono segnato qua apposta, delle domande che ricevo più spesso, questo è un po' divertente, dalle persone che vengono da me, no? Queste sono le prime domande. La tipica domanda è: su un avviso di addebito avvocato posso fare ricorso? Allora, questo è un tema molto rilevante, cioè la necessità, anche in questo caso, di pianificare molto bene le attività prima di fare un ricorso, che sono le attività preliminari, cioè non dovete partire in quarta e fare un ricorso se non ci sono gli elementi e le basi per farlo, ok? Cioè l'attività stragiudiziale è un'attività importantissima che si fa prima di intraprendere un ricorso. Un ricorso in tribunale è lunghissimo, dura dei mesi, è costoso, che dovete pagare tanto perché i ricorsi costano, e soprattutto c'è un'area di giudizio, cioè c'è un esito incerto, no, della causa. Quindi tutti questi elementi dovete assolutamente valutarli prima di partire in quarta e fare un ricorso, ok? Quindi un buon avvocato vi sa anche consigliare tutti questi aspetti, vi sa dire quanto costa, i rischi, se vale la pena farlo subito, se vale la pena incominciare un'attività preliminare, stragiudiziale, magari con una diffida prima di partire in quarta per una causa. Quindi aspettare e valutare una strategia perfetta per poter andare a fare, prepararsi a una causa, che non è detto che magari ci sia subito, perché, tra virgolette, può essere che non sia, che possa essere
evitata, ok? C'è un'area di giudizio, ok? Dovete sempre saperlo, perché la seconda domanda che fanno spesso è quanto tempo ci vuole? Questo è il classico cavallo di battaglia che mi chiedono. Quanto tempo ci vuole per fare? Ecco, questa è una domanda che non ha una risposta, perché cerco di spiegarla la mia risposta di adesso, vuol dire che non ha una risposta, perché dipende dai tribunali, dipende dalle cause, se è civile, penale, se è del lavoro. In tutti i riti posso dire che quello più veloce è il rito del lavoro. Il rito del lavoro è un rito veloce, abbastanza rispetto agli altri che sono lunghissimi. Civile non parliamo, e tributario lungo, più di un anno. Tributario si salva perché è molto compresso il procedimento, non ci sono le memorie, quindi è molto concentrato, quindi è veloce per quello, però i tempi di attesa sono ampi per la commissione tributaria, Corte di Giustizia, scusate, tributaria, e invece per quanto riguarda l'INPS e il Tribunale del Lavoro, anche il Tribunale del Lavoro è abbastanza veloce, soprattutto su Milano, ma dipende dai tribunali. Per esempio, il Tribunale di Monza è un tribunale che per antonomasia è un tribunale un pochettino più lento, non me ne vogliano se vuoi anche il giudice di Monza, però per antonomasia è molto più lento di Milano per le cause. E questo è importante da valutare, perché se uno pensa di cavarsela con qualche mese, sbaglia di grosso. Anche in questo caso chiaritelo subito, perché ribadisco, se l'aspettativa vostra è di pagare l'avvocato e nel giro di un anno, anche meno, avere l'esito, sbagliatevi. Ravvedetevi, volevo dire, non è così. Poi eventualmente c'è anche l'opposizione, no? L'opposizione che occorrerà tra virgolette, fare, no? Quindi, ripeto, adesso tanto io mi è venuto in mente un'altra cosa, perché mi vengono in mente tutte le varie scadenze quando qua, e quindi allora, ecco, vedi, quindi questo è tutto la scadenza, perché avevo un appello e praticamente me lo sono segnato, mi sono ricordato adesso, vedete, cioè, veramente non si finisce mai di... Ecco, abbiamo detto il tempo e poi abbiamo detto quanto costa. Ecco, non so se l'ordine è questo che ho detto, ma più o meno sono queste là. Quanto costa fare una causa, no? Quanto costa? Allora, dovete sapere che noi avvocati abbiamo dei parametri che si applicano alla causa, ovvero in base al valore della causa, quanto vale, avete un, tra virgolette, parametro da poter chiedere all'avvocato. Per esempio, se una causa ha un valore di 26.000 euro, l'avvocato dovrà farvi un preventivo su quell'importo. Quindi è parametrato chiaramente, no? È parametrato al valore della causa, quindi non è che un avvocato si inventa il preventivo, va correlato a questa cosa. Quindi la trasparenza è un'altra cosa di cui io sto molto attento quando assisto le persone, per parlare chiaro fin da subito. Quindi mandato professionale, con le condizioni di pagamento, i vari passaggi, pagamento 20, 30, 40 giorni, insomma tutto quanto, e poi appunto così non ci sono sorprese, scusate, volevo dire, no? Non ci sono sorprese, non avete intoppi, non avete problemi, no, riguardanti questa causa che andrete a fare, perché ovviamente i soldi sono importanti, ma poi chiaramente sarà consentito anche un pagamento rateale da parte del professionista, no? Quindi potete assolutamente anche richiedere un pagamento rateale, cioè non chiedere gli importi totali, no? Quindi, ripeto, state attenti e anche in questo caso guardate bene prima di firmare che ci sia stata appunto questi passaggi che vi ho detto, che vi abbiano spiegato tutte le fasi. Ok, ridò ancora il numero, una telefonata la voglio, da qua a chiudere 029294 7222. Quando ce n'ho io la statistica vuole che almeno una telefonata arrivi, quindi qualcuno si prenda il telefono e mi chiami, ok? Quindi, cioè, voglio dire, dai, forza e coraggio, chiedetemi e sono qua per voi, cioè, io dico, qualsiasi dubbio che avete, diciamo così, non abbiate vergogna, perché come dico sempre io, le domande non sono mai banali. Voi pensate, faccio una domanda, magari una domanda stupida. Non è così, perché qualsiasi domanda sono sicuro che ha
dei punti di riflessione nei confronti delle persone che stanno ascoltando. Quindi non ci sono domande banali. Quindi questa è la prima cosa che mi viene da dirvi, cioè, quindi non abbiate timore di fare domande banali, no? Quindi un'altra cosa che voglio dirvi è quella riguardante anche, scusate, facciamo anche un cenno sulla malasanità, così per chiudere abbiamo ancora 5-10 minuti sulla malasanità, perché allora, voglio spezzare prima una lancia nei confronti dei medici, perché anche loro con l'intelligenza artificiale, no? Parliamo di intelligenza artificiale che ormai tutti sono professori, cioè l'intelligenza artificiale ormai la gente si fa la diagnosi da sola, va dal medico, dall'avvocato ormai sanno già tutto loro, dal medico oppure dal medico, poveri medici che fanno una professione durissima, si trovano anche a dover avere dei pazienti che si fanno già la diagnosi da soli. Non è così, cioè quindi l'intelligenza artificiale anche collegata alla medicina è estremamente utile, perché è utilissima. Per esempio, non so, se hai un male a qualcosa, ti puoi fare una fotografia, l'intelligenza artificiale ti può già dire più o meno cosa può essere, oppure mi sento male lì. Ecco, questo è utile per questo, perché ti può far prevenire. Però non puoi arrogarti di andare davanti a un professionista e dire è questo, oppure contestare, quello non potete farlo, perché non siete medici, non siete avvocati, non siete architetti, cioè, quindi è molto pericoloso prendere questa strada. Io sono favorevolissimo all'intelligenza artificiale e la uso anche sul lavoro, che per me è fondamentale perché ti toglie moltissimi tempi morti del lavoro, certe mail completamente inutili te le può, diciamo, aggiornare, correggere, ti può aggiornare un piano di lavoro, ti può fare una scaletta per un'udienza, un riassunto, ma non può sostituire la persona umana, cioè deve esserci questo nell'immaginario delle persone. E anche ai giovani, ai vostri figli, non date il computer senza, perché sennò questi automaticamente diventano quasi dei robot. Senza di quella non riescono più a fare niente. La mia generazione, grazie a Dio, è cresciuta senza l'intelligenza artificiale, quindi, diciamo così, abbiamo fatto fatica, no? Nel studiare, nel conquistare le cose. Adesso si vede che è tutto immediato. Quindi, tornando al discorso di prima della responsabilità medica, l'ulteriore elemento di complicazione per i medici è questo, trovarsi delle contestazioni a volte anche eccessive e ingiuste. Per quello che tutte le pratiche che ho fatto io riguardanti la malasanità, la prima cosa, quando uno mi racconta la sua storia, io sto sempre attento nel dire andiamo subito dal medico nostro a farsi vedere, facciamoci fare una perizia medico-legale, perché è impossibile per un avvocato esprimersi su dei fatti medici che consistono in un errore medico senza avere in mano un documento certo da parte di un professionista, possibilmente di fiducia e bravo, che vi dica in modo netto se c'è la possibilità o no di fare un'eventuale azione nei confronti del medico. Se no non la si fa l'azione, cioè deve esserci la certezza matematica che ci sia un errore medico, se no non la fate, perché è una, a parte che è completamente antieconomico, perché costerebbe un sacco di soldi senza avere la possibilità neanche di ottenere un euro, ma poi è anche controproducente farla, perché poi andate a colpire un sistema sanitario che è già al collasso, quindi un buon legale saprà anche dirvi, se è il caso, ovviamente di partire con un'azione stragiudiziale, di non fare subito causa e poi soprattutto di vedere qual è l'effettivo beneficio che potreste avere. Okay? Se dalla causa tirate fuori qualche euro, tra virgolette, no? Allora è meglio non farla, okay? Non fatela, perché a quel punto, ripeto, avreste, tra virgolette, diciamo così, il rischio di non avere dei tempi lunghissimi e soprattutto di non avere importi rilevanti a rimborso, ok? Quindi voglio dire, dovete assolutamente temporeggiare su queste cose, non partite in quarta, perché potrebbe essere rischioso poi, perché una causa è, tra virgolette, rischiosa, non potete partire a sprombattuto, no? Quindi attenzione, anche con riferimento ai sinistri, oltre ai danni alla sanità, anche con riferimento per esempio a delle azioni che fate contro un sinistro, per esempio una caduta o un danno che avete ricevuto da parte dello Stato, quando magari pensate a tutti gli infortuni che possono essere causati
abbiamo già trattato questo argomento, dal manto stradale scommesso, da una pista ciclabile che è divelta, dove magari ci può essere un incidente. Ovviamente si tenta un'azione nei confronti del comune, della regione, insomma dipende dalla competenza della strada, e quindi a quel punto anche lì non si fa subito la causa, si analizza bene il fatto, si capisce se ci sono dei testimoni, si capisce se c'è stata un'imprudenza da parte del guidatore, si capisce se questi eventi sono avvenuti per colpa o per negligenza del comune che non ha correttamente fatto la manutenzione sul proprio bene, oppure se è la negligenza del guidatore, capite? O della gente che magari si è distratto dal telefonino e è caduto, cioè, capite? Quindi anche lì tutti vedono dei possibili danni, poi nella realtà dei fatti a volte non è così. Recentemente abbiamo chiuso un sinistro proprio una caduta e lì c'è la responsabilità, hanno pagato. Quindi anche lì non è che potete partire in quarta, cioè valutate bene perché sono costi e soprattutto rischiate anche poi anche finanziariamente, perché se poi la causa va male vi dovreste anche a pagare le spese della controparte. Altro aspetto molto rilevante, perché quando vi fanno i preventivi, l'avvocato deve anche dirvi il rischio di causa qual è. Se dicete ma se perdete le spese al 90%, al 99%, spesso sono a carico vostro anche quelle della controparte, quindi dovreste pagare il debito e avere le spese anche della controparte, quindi oltre il danno la beffa, capite? Quindi cioè, voglio dire, state bene attenti, perché, ripeto, c'è una possibilità di, tra virgolette, andare incontro in successi, e sono poi dolori, perché se già i soldini sono pochi e li buttate via al vento, capite anche voi che va male la cosa. Quindi insomma state attenti, diciamo così, parametrate con grande oculatezza le scelte attraverso professionisti di fiducia, attraverso professionisti di cui vi fidate, ok? Quindi non azionate, non fate cause senza aver analizzato bene tutto, ok? Quindi va bene, adesso abbiamo ancora 2 o 3 minuti, poi stacchiamo, nessuna telefonata oggi, mi dispiace tanto, però io le ho provate tutte per cercare di coinvolgervi, ma oggi non ce l'abbiamo fatta. Faccio un piccolo carrellata negli ultimi minuti, poi passo la linea alla regia. Quest'anno è stato un anno molto intenso, abbiamo parlato di tutto e di più, abbiamo parlato anche della riforma della giustizia, che purtroppo è andata male all'inizio, abbiamo avuto l'ospite la dottoressa Mattone, poi abbiamo parlato tantissime volte di INPS, abbiamo parlato tantissime volte di danni della sanità, abbiamo parlato tantissime volte dei debitori, come fanno i debitori a difendersi da contestazioni che hanno ricevuto, abbiamo parlato di agenzia delle entrate, a rottamazione quinques, siamo passati di fronte a cambiamenti giuridici e soprattutto normativi, proprio giuridici normativi, durante tutto questo anno davvero importanti. Quindi è stato con grande impegno che abbiamo affrontato tutte queste modifiche anche nei testi normativi, abbiamo cercato di spiegarvi in poche parole, in parole povere, anche quello che è il diritto e l'economia. Speriamo di esserci riusciti, perché l'intento è quello di poter, attraverso un linguaggio comprensibile, anche uno spettatore, magari può essere anziano, di comprendere un pochettino le cose come vanno. Quindi è stato un grande piacere, un grande onore essere con voi. Ripeto, probabilmente ritorneremo a settembre, agli inizi di settembre, per una nuova stagione, sempre sulla Libertà. Quindi il nostro studio, lo dico, è sempre aperto, quindi potrete contattarmi dove volete, basta che mettete Avvocato Leonardi Milano, compare tutta, Avvocato Collovati, studio legale direttissimo, compare tutto, non ci sono scuse, cioè, siamo rintracciabilissimi. Qualcuno dice avvocato non l'ho trovato, è impossibile, perché sono su internet, social, tutto e di più. Quindi ripeto, no scuse, se volete suonate al citofono, contattateci, perché siamo disponibili anche per tutto il mese di agosto. Quindi ringrazio Natalia la regia, un grande abbraccio anche a lei e a tutti gli amici della Libertà che ci hanno supportato e ci hanno retweetato i nostri video. Grazie a tutti, buone vacanze a chi le farà, a chi non le farà buon lavoro, arriverà anche il vostro turno per le vacanze, quindi non abbiate ansia di andare, partire, cioè, le vacanze si fanno. Grazie di avermi seguito, vi auguro una buona serata e un buon proseguimento sulla Libertà. Ciao, 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 ciao. Avete ascoltato L'Avvocato risponde.